La usavo così, la usavo e mi divertivo, non c'era tutto, mi ricordo che funzionava bene. E lì vabbè, io qua al posto ce l'avrei, ma sono troppo le spese ultimamente, poi sai, il lavoro non ce n'è, lì la spesa è prendere un rotore come si deve, rotore, poi palo, tralicci, quello che si deve mettere, cioè non sono fragoline a spese che per mettere un'antenna così, e con i dipoli comunque mi diverto lo stesso. Ora 20 giorni fa un po' di propagazione c'era, e quando c'è la propagazione anche con dei fili si ascoltano bene. È tutta questione di possibilità, ho delle cose un pochettino più importanti delle antenne, ma non è mai detto. Ora se lavoro buono ci vorrebbe subito un rotore e poi tutto il resto dopo. Rotore anche lì non è idea, ma non costa un buon rotore, mi direi poi cosa hai pagato te il tuo, che tipo di rotore è, comunque costa dei soldini. Tutto insieme. Beh, Tony, niente, ho capito, ma no, io come questione qualcuno che conosco, tipo te, che hai detto prima Gian, la solita, tutti gli amici, questione così, se no la sera scendo con la mezz'oretta, se ascolto Sud America, Nord America o pomeriggio tardi, qualche collegamento. L'ho fatto lungo anch'io, avanti Tommy, Z1 PHG e Z1 RP. Italia 1, Italia Z1, Washington Juliet Università.